Eder, Mek, Pallister. Guarda, io sentire parlare questo Sterpin, guardami, veramente ogni volta si inventa qualcosa, credimi, si inventa qualcosa perché non è possibile. E quello che mi fa più male è il sapere che la famiglia di Liliana su queste cose qua è solidale, come per dire, la donna, mia sorella si è suicidata. Guarda, per me, Claudio, ti dico, in tutto questo periodo ho parlato con un sacco di gente, ho chiesto, ma chi è questo Claudio? Cioè, non ho trovato una persona che mi parlasse bene di lui. Ho sempre trovato persone che mi hanno detto, guarda, non è a posto, è fuori di testa, guarda, non è a posto, è fuori di testa, guarda, non è a posto, è fuori di testa, guarda, non è a posto, è fuori di testa. Lili amava la nostra vita, ci siamo amati per 33 anni, non abbiamo mai avuto nessun problema. Non sapevo che era il suo numero. Liliana ogni tanto mi diceva, guarda, c'è qualcuno che mi telefona, che non risponde, che così, che colà. E anche su Facebook mi hanno chiesto l'amicizia, qua e là, lo conosci, questo, quell'altro. Io ho visto queste chiamate che sono documentate, no? E tra l'altro poi alla fine, quando ho finito qua, lo sapevamo già, mi dicono. Allora potevate dirmelo, scusa, io non conoscevo questo signore. Ho visto tante volte questo numero sul telefono di Liliana, ho detto ma sarà qualcuno che gli dà fastidio, che così, e l'ho bloccato, scusa. È una cosa che mi sconvolge, perché una persona come Claudio, che ogni settimana si inventa qualcosa, come l'altra volta che ha detto che Liliana si sarebbe suicidata se lui fosse... Io mi domando, ma il fratello, questi parenti che amavano tantissimo la sorella, che domandiamo alla cugina, in 5 anni, Silvia, quante volte hai telefonato Liliana? Quante? Una, 2 volte? E dopo mi telefonava e mi diceva la mia cuginetta, povera, che amavo tantissimo. Liliana non la sopportava a Silvia, cioè non aveva un rapporto, non avevano mai... L'unica della famiglia Radin è stata una lontana parente, cioè una zia di Lilli, che ha detto a questa nostra amica Vittoria Baic di Aiduxina di lasciargli 2.000 euro per la tomba della mamma di Liliana. L'unica della famiglia che è venuta vicino a Liliana. I resti si sono tutti eclissati. Questa è la verità. E io non posso perdonare alla famiglia di Liliana di essere sempre stata così. C'era Liliana che diceva, ma sai, io ho dato tanti soldi per Veronica, per l'università, per Certo. queste cose qua. Ogni settimana Liliana andava, telefonava al fratello e diceva, vieni che andiamo a fare la spesa. E ogni settimana faceva la spesa al fratello. Le chat, queste cose qua. E questo dimostra la pressione che Claudio ha sempre avuto su Liliana. Io mi rimetto a quelle che saranno le decisioni della procura, perché non sono mica scemi, cioè non sono gente che lavorano, no, io ho 2 cose, o qualcuno gli ha fatto male, io non ho una risposta. Nel 2005, sono riuscito ad avere il divorzio, ho detto Liliana, vai in comune e fai il primo giorno utile e ci sposiamo. Era il nostro desiderio, quello che volevamo. Sono andato dalla mamma, mi sono messo in ginocchio. Mi sono inginocchiato, ho detto, signora, vorrei sposare sua figlia. E lei ha detto di sì. C'era anche Lilli, no? Che si è messa a ridere, sorridere, così. E quando era vivo il marito di Silvia, Sebastiano, mi fa, ma sai che la famiglia Radin e Resinovic si sono incontrati, no? E hanno parlato se Liliana poteva sposare Sebastiano. E Liliana ha detto, guarda, sono io che sposo Sebastiano, non la famiglia. Perché? Perché gli ho dato quell'amore
a Liliana che non ha mai avuto da nessuno della famiglia. Nessuno, petto, tutto quanto. Non è che non era amata, era considerata così, forse era quella che lavorava, quella che portava a casa i soldi. La mamma non lavorava, il papà era quello che era, che dava un po' il casino. Il fratello non lavorava, non faceva niente, faceva qualche lavoro qua e là. Dovevano tenere sul palmo. E poi è sempre servita a questo, sempre avanti. È la frizione, è quello, e deve cambiare la macchina e va a prenderla di questo. Era il bancomat. Io con i miei piccoli lavoretti, no? Giusto oggi parlavo con una signora che è venuta a trovarmi, io aggiustavo le macchine da cucire e mi ero inventato questo lavoretto che conoscevo tutto quanto, avevo delle scatole con zettini che io riuscivo a recuperare qua e là e aggiustavo, mi guadagnavo qualcosa. Non lo so cosa dovrei nascondere. Io sono sempre stato chiaro, aperto, ho mostrato la mia faccia, ho sempre parlato di Liliana. A me interessa Liliana, non mi interessa le chiacchiere di questa gente qua. Cosa dice questa gente qua? Sono pensieri loro, non possono provare niente, 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 non possono provare niente. Non so come si dice, non so come si dice. Comunque io voglio parlare solo di Liliana. Noi eravamo, guarda, io ho passato una vita bellissima. Prima si parlava di questi 11 passi dalla camera al soggiorno, adesso si parla di 11 passi dalla porta al coso. Quando è successo questo? Chi può dirlo? Io ho dato alla polizia, agli inquirenti, tutte le risposte che potevo dare. E telefono a questo tipo, mi fa ciao Sebastiano, evidentemente mi conosce. Ho detto, ho visto che mi hai mandato sì perché ogni martedì veniva a sistemarmi la casa. E sono rimasto perché ho detto io guarda di tutta questa storia qua non sapevo niente. Con la polizia abbiamo scoperto che alle 8:22 lei ha telefonato a lui dicendogli scusami arrivo in ritardo perché devo andare alla 3, Win 3. E dopo io a un certo punto sono andato a vedere alla Win 3, però mi hanno detto che non era venuta. Cioè questo mi fa pensare alle cose, come una persona così che va a vedere perché non è venuto, no? E cosa facesse lei in quella casa, a casa sua, no? Credulo. Anche perché ieri, ho anche telefonato ieri al fratello, ho detto Sergio io ho difficoltà a capire questo, cioè non riesco, e cosa pensi? Ho detto ma cosa penso? Penso che magari la loro amicizia a suo tempo era molto forte e saranno rimasti amici, ma fino a che punto? Capisci? Non è, forse ho detto forse era spaventata di questa persona, dal modo come ho sentito le telefonate, questa cosa qua, ho sentito le telefonate, questa cosa qua, e mi sembrava questa persona, no? Ho detto, mia moglie è un po' fragile, un po' così. Allora forse era spaventata di questa persona, per quello forse non è andata da questa persona. Tutti mi dicono, ma hai fatto qualcosa, avete litigato? Non abbiamo mai litigato noi. Noi siamo da 32 anni insieme, dall'89, capisci? Cioè abbiamo fatto di tutto e di più, girato l'Europa. Ultimamente facevamo 7-8 mila chilometri di biciclette, con le biciclette. Non so cosa pensare, non so cosa possa essere successo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.